contenti, però io sì. Allora, la religione e la politica, a proposito di Papa Francesco, non è una buona miscela, nonostante questa sera la notizia sia buona per me. E l'abbiamo scoperto con Modi, perché Modi è un signore che vendeva tè, per questo è un po' così un'immagine che hanno creato per renderlo popolare, ma comunque è un militante induista che fin da ragazzo ha fatto il seminarista induista, è stato in un'associazione paramilitare religiosa, gli RSS, che si ispirano, come dice il nome, ai nazisti, in realtà anche nell'uniforme. E sono ispirati anche ai fascisti e anche al nazionalismo in salsa italiana un pochino, perché non hanno capito che Mazzini voleva dividere la religione dallo Stato e loro invece vogliono creare quella che chiamano l'Hindutva. L'Hindutva, che è il sogno e la promessa elettorale di Modi, è l'idea di, contro la Costituzione indiana, trasformare l'India, che era un paese aperto a tutti, a tutte le religioni, a tutti i generi e a tutte le caste e tutte le classi, in un paese dominato dalla lingua hindi, che in realtà si parla nel nord, nel sud non si parla, in tante altre zone non si parla, neanche nel nord-est, quindi creare l'hindi come lingua nazionale e costringere un po' tutti a diventare indù. L'espressione più folcloristica di questo fenomeno sono i vigilantes delle vacche. Eccoli qua. L'editor del libro mi ha preso in giro perché cosa ho detto? La cintura della vacca, perché avevamo appena parlato delle donne, allora mi ha detto che poteva essere un insulto, abbiamo dovuto cambiare riferimento, sembrava un insulto sessista. La cintura della vacca è una zona nel nord dell'India, the Cow Belt cosiddetta, dove c'è un vegetarianesimo, una percentuale di vegetariani molto più alta, e dove questi signori, come questo signore qua, che in realtà ha 25 anni, ma con la barba sembra molto più anziano, fermano i musulmani per la strada, i Dalit, gli oppressi, li linciano, li picchiano, li uccidono, e poi il Ministero dell'Interno, spesso, come nel caso di questo signore, li rilasciano perché trovano un cavillo e questi tornano fuori, come nel caso di questa foto, e diventano vigilantes ancora più potenti che pattugliano le strade. Se siete vegetariani magari dite vabbè, se lo meritano, siete contenti, però in realtà disgregano il tessuto sociale dell'India, che si è creato invece sull'ecumenismo, cioè sull'idea che tutti possono convivere felicemente assieme. 44 omicidi in 12 stati tra il 2015 e il 2018, 36 musulmani linciati. Perché? Perché questo porta a voti. Allora, com'è possibile che in India questo possa accadere? Sto parlando troppo? No. Perché non se ne può parlare. Cioè, hanno provato a parlarne gli intellettuali, i professori universitari che hanno cercato di spiegare che la Costituzione non lo consente, i giornalisti, le voci critiche, e poi hanno cominciato a finire in prigione, hanno cominciato a essere uccisi dai paramilitari come Gauri Lankesh, una martire giornalista, uccisa con un colpo di pistola da un paramilitare legato all'RSS, e quindi si stanno tutti un po' ammutolendo perché hanno trasformato una legge antiterrorismo per poterla applicare anche un po' al diritto di opinione. E quindi quella che si continua a dire la più grande democrazia al mondo comincia a esserlo di meno, ed è un problema per noi perché noi pensavamo che la Cina avrebbe imitato l'India, si sarebbe diventata piano piano più democratica attraverso il sistema capitalistico che utilizzava al di fuori, e l'India si sarebbe rafforzata. Invece l'India sta diventando come la Cina nei rapporti con le minoranze. Ecco, questo è un pochino il problema che si sta generando lì per quello che riguarda i diritti civili in India. Seculars, prostitutes, i secolaristi, i malati di laicismo, prostitute, press vuol dire stampa, prostitute della stampa, così nei social media vengono chiamati così, la religione e la politica. La religione. Ecco, abbiamo parlato di diritti civili e siamo finiti a parlare di religione, perché
Questa mappa, sono contento che ha messo le mappe, è stato mio fratello a suggerirlo, Lodovico, ha detto guarda che non tutti sanno dov'è Nahbari nell'Assam e quindi magari è meglio fare una forma un po' da sussidiario, così che così ci aiuta a spiegarvi che, allora, guardando la mappa, il problema di questo che chiamo un ciclone della religione nel Golfo del Bengala. Io e Tishani abitiamo un po' sotto il numero 15, laggiù è Paramancheni, questo è il villaggio di pescatori dove noi abitiamo. Indonesia, quell'isola l'ho già indicata, e sopra l'Indonesia c'è la Thailandia, che è scusate, la Malesia, che ha il confine con la Thailandia. C'è gente molto pratica della zona che ci va spesso, che può raccontare, confermare che laggiù nel sud della Thailandia gli estremisti musulmani addirittura hanno fatto una volta, avete presente gli esplosivi di Willy il Coyote, dei cartoni animati? Si sono messi dalla Malesia del nord, quindi non sono neanche entrati in Thailandia, un filo abbastanza lungo per colpire dei buddisti nella Thailandia del sud. E quindi nella Thailandia i buddisti, che noi non siamo abituati, tanti in Italia si offendono quando glielo dico, perché il buddismo è la religione della pace, certo, però come l'Islam non è tutto estremismo, neanche il buddismo è tutto pacifismo, e c'è una corrente non pacifista che utilizza l'autodifesa come per l'attacco. E quindi in Thailandia comincia a esserci un'intolleranza non solo verso i musulmani, ma verso anche chiunque utilizzi l'immagine del Buddha in maniera che non viene considerata consona alla linea ufficiale della Chiesa, dei buddisti thailandesi. In Birmania, tra la Thailandia e il Bangladesh, i buddisti diventano ancora più incattiviti. Contro chi? Contro i musulmani di Rakhine, la regione del nord della Birmania. E quindi spingono i Rohingya verso il Bangladesh. Sono ormai 1 milione a Cox's Bazar, nella zona del sud del Bangladesh, dove vivono in condizioni terribili. Quindi lì in Bangladesh gli arrivano 1 milione di musulmani, perché sono musulmani nel Bangladesh, spinti dai buddisti e dal Tatmadaw, dall'esercito della Birmania. Dal nord, dove c'è l'Assam, dove bruciano le streghe, Modi nel frattempo, il fondamentalismo induista, cosa fa? Decide che 2 milioni di cittadini dell'Assam devono dimostrare di essere davvero cittadini e di non essere scappati dal Bangladesh 20-30 anni fa, e quindi li mette tutti nei campi di concentramento in attesa che dimostrino con le carte che hanno davvero il diritto di rimanere in India. Dall'altra parte dell'Himalaya, nel Kashmir, tolgono al Kashmir il diritto di essere uno Stato e danno il potere direttamente a Delhi. Perché? Perché sono musulmani in maggioranza e perché c'è una questione politica lunghissima di condivisione della frontiera con il Pakistan. Scendendo in fondo alla mappa, arriviamo nello Sri Lanka e lì i buddisti di nuovo danno fuoco alle moschee, è l'isoletta a forma di Ceylon, dove c'è quel tè buonissimo di Ceylon, Serendib si chiamava, quest'isola lì sotto casa nostra. Lì invece di nuovo i buddisti, stanchi che gli arrivino i profughi di Rohingya, che arrivano anche nello Sri Lanka, danno fuoco alle moschee, linciano i musulmani, e i musulmani fanno saltare in aria le chiese cristiane, come è successo qualche anno fa. Quindi religione e politica non è una buona miscela. Cosa ci resta da sperare? Che cosa ci può salvare in tutto questo? Non lo so, in Indonesia, senza farla lunga, c'è un problema con l'Islam perché arrivano i soldi dei sauditi, quindi il wahhabismo, che è una corrente fondamentalista anche lì. L'Indonesia diventa meno ecumenica, più intollerante verso le minoranze cinesi, cristiani, eccetera. Quindi non è un buon momento per quell'area del mondo, quella zona. Ci resta da sperare che magari la tecnologia, religione e tecnologia, questo è un prete shintoista robot del Giappone, porti un cambiamento, no? Perché pensiamo, la tecnologia trasforma la società, dice Marshall McLuhan, che questo, quando arriva un nuovo mezzo di comunicazione, un nuovo mezzo in una società, la trasforma. Allora possiamo pensare, magari, ora con la tecnologia, no? l'Asia. Allora sono andato a raccontare, intanto perché il mio vecchio pallino del tecnosciamanesimo, del rapporto tra spiritualità e tecnologia, qua è interessante perché lo shintoismo e anche
l'animismo che c'è tradizionalmente in Giappone fa sì che si possa arrivare al punto che ad officiare i riti funeri non debba più essere un prete, ma possa essere un robot che è programmato, tanto i mantra e la storia è sempre quella, quindi costa meno. Per me è stato importante, e vi spiegherò il perché arriviamo al Covid in realtà, andare ad indagare su come viene vista la nuova tecnologia in Asia, in questi anni come si è trasformato, perché siamo trasformati già noi dall'uso della tecnologia, dei telefonini, eccetera. Là, addirittura in India, come racconto nel libro, questi strumenti, gli iPad, i telefonini, hanno una loro festa, la festa delle macchine. Quindi a gennaio si celebrano dei riti, si mette un po' di limone o si portano i frutti, si inghirlandano i computer, gli iPad, i telefonini, le automobili. Era un'antica cerimonia delle armi che si faceva per la benedizione delle armi, che c'era anche qui. E però si è evoluta, le nostre armi contemporanee sono queste, e si è evoluta in questo modo. Ma questo ci fa pensare che il rapporto con gli oggetti inanimati è ben diverso in quella parte del mondo, come lo è in Giappone, come abbiamo visto, dove i robot diventano badanti. E qui c'è però un aspetto anche economico, tant'è che in Corea del Sud, che è la nazione che produce più robot nel mondo, hanno capito che c'è un problema economico di amministrazione pubblica, perché i robot rubano il lavoro, fanno 3 turni di lavoro di un uomo, non hanno i sindacati, non chiedono diritti e ti tolgono quindi il lavoro di 3 persone. Quindi a un certo punto ha cominciato a fare 4 calcoli il governo coreano e ha detto: ma forse dovremmo smettere di pagare gli incentivi per costruire i robot, perché ci crea disoccupazione, dobbiamo pagare sussidi di disoccupazione, abbiamo meno contribuenti, e hanno deciso di disincentivare, che io interpreto come una prima tassa sui robot, cioè il fatto di ridurre una facilitazione fiscale in qualche modo è un'inversione di tendenza che ci porta a vedere che in futuro si potrebbe andare in quella direzione, no? Man mano che c'è un'automatizzazione dei processi di produzione. Quindi per me sono tutti, quello che voglio dire è da queste cose, poi arriviamo invece al Covid, qualcosa di più recente, è che lì c'è un approccio verso la tecnologia diverso, in realtà in qualche modo più flessibile nel loro rapporto, ed è una delle ragioni in più per cui bisogna tenere gli occhi aperti per vedere che cosa succede in quella parte del mondo, per arrivare appunto fino in Giappone. Ma prima di arrivare in Giappone passiamo per la Corea del Sud, perché lì sappiamo c'è il famoso modello coreano. Io ne ho scritto appena è successo, appena si è saputo di come hanno fatto il loro lockdown, o anzi come non lo hanno fatto in Corea, e come l'hanno gestito. Ho scritto sulla stampa immediatamente sul famoso modello coreano. Allora, questa idea che il confucianesimo, e cioè che questa religione che spinge al collettivismo, abbia consentito a queste società di reagire meglio alle normative dei loro governi, che assieme alle application, quindi parliamo di tecnologia e politica, è vero questo, in una certa misura, ma andando a sentire loro poi e chiedendogli: ma è vero che voi siete un po' confuciani? Allora hanno detto: ma guardate che più che altro, sì, un po' è vero, ma più che altro noi abbiamo avuto la MERS e la SARS, abbiamo imparato che bisognava costruire dei sistemi di reazione perché abbiamo visto come funziona, e ci siamo addestrati, ci siamo preparati, abbiamo avuto delle strutture. Quindi io direi che oltre a quella che ho chiamato su un commento sulla stampa l'intelligenza di sciame, cioè la capacità di agire come un collettivo, non come un individuo, cioè non avendo... essendo tanto egoisti quanto noi in Asia, ma forse un po' meno individualisti, li ha senz'altro aiutati nel reagire in maniera più compatta al virus. Però in realtà è stata la preparazione la cosa la più importante, che fa venire un po' i nervi a tanti di noi in questo momento, perché si discute molto sul fatto che forse quest'estate ci si poteva preparare di più per quello che sta succedendo adesso. Però, senza polemiche, in realtà quello che voglio dire è che anche questo, noi ce ne siamo accorti un po' urgentemente all'ultimo minuto, quando è successo il problema, no? Io questo libro l'ho dedicato a 2 giornalisti
Stefano Carrer e Paola Santoro. Stefano Carrer e Paola Santoro, lei è un editor della rivista di Repubblica che si è sempre occupata di esteri ed è morta di una brutta malattia nell'ultimo anno. E anche Stefano Carrer ha avuto un incidente in montagna, sono due amici scomparsi, due giornalisti. Ma perché l'ho dedicato a loro? Perché, a parte per affetto, ma perché sono persone che hanno dedicato la loro vita a raccontare le notizie dall'estero, che in Italia in realtà viene considerato un po' un piano nobile, a Repubblica lo chiamavano così quando lavoravo lì a Roma, era il piano nobile, quelli degli esteri, gli invitati vestiti con il plaid che compravano a Londra, si facevano fare dal sarto con la pipa. Però poi in realtà era la politica interna, come lo è tuttora, no? La cosa che, io lo capisco che sembra che sia così la cosa, però non è così, ce ne accorgiamo quando succede qualcosa come questo, perché se avessimo studiato questi modelli e capito l'importanza di questi modelli prima ci saremmo preparati meglio. E in generale, anche per la questione delle migrazioni, se conoscessimo meglio le culture che fanno ora parte dell'identità italiana e l'avessimo conosciuto meglio con più apertura, forse ci sarebbero stati meno conflitti. Ecco, quindi io continuo sempre di più a spezzare la lancia per gli esteri, per la lettura delle notizie degli esteri, perché ce la imparare per la sopravvivenza. Ecco, in questo caso l'abbiamo imparato molto in fretta. Finisce il mio viaggio e anche il mio monologo troppo lungo perché voglio iniziare a sentire le vostre parole in Giappone. Quindi, ultima considerazione sul Giappone, io vado a seguire le orme di un nostro conterraneo, Goffredo Parise, scrittore che ammiro molto, autore dei Sillabari e di un sacco di reportage per il Corriere, romanzi. Sillabari è il mio preferito. Nel 1980 va per il Corriere della Sera a fare una serie di reportage, ne lascia un libro che si chiama L'eleganza è frigida. Allora io parto, invitato dall'ambasciatore italiano a stare ospite nella residenza dell'ambasciatore, che è quello che fece anche Parigi. Mi ritrovo nella stanza di Parigi, nella vasca da bagno di Parigi, a fare il bagno nella vasca da bagno di Parigi. E così ero molto contento di questa coincidenza. Comincio a seguire tutti i passi, tutto il Giappone visitato da Parigi nel 1980. E lui incontrò il più importante scrittore della sua generazione, io incontro Banana Yoshimoto e le chiedo un po' cosa ne pensa del pacifismo giapponese che era in crisi con Abe, il premier che ha appena dato le dimissioni. Senza entrare nel Giappone, quello che mi è servito poi questa chiusura, era anche per ricordare come Parigi, come diceva anche Michele prima, alla fine in Giappone, guardando la baia di Tokyo, riconosce la laguna di Venezia. Anch'io, prendendo il treno, lo Shinkansen da Tokyo a Osaka, non so, vedendo nel panorama industriale, nelle brume giapponesi, riconosco il Padova-Venezia. Per dire che con questo discorso dell'identità con cui abbiamo iniziato, alla fine puoi cercare di assumere un occhio asiatico il più possibile, è uno sforzo che va fatto, però alla fine, insomma... Ah, ecco, adesso si dice così in inglese: puoi portare fuori il ragazzo da Valdagno, ma non puoi tirare fuori Valdagno dal ragazzo. E così concludo. Grazie. Adesso io ho cercato di andare veloce perché questa è la parte che a me interessa di più, e cioè le vostre domande. Cercherò di essere più conciso nelle risposte. Quindi se avete delle domande su questo tema, o anche no, potete farle adesso. Potete avere anche un minuto di silenzio per respirare, ciappare il fiato. Sì. Prego. Visto che hai parlato della questione ambientale, ne parli anche nel libro, qualcosa anche sulla reazione, cioè sui movimenti, su quello che si sta muovendo dal punto di vista, non so se dire, dei movimenti ambientali, o comunque come reazione ai disastri che sono stati indotti anche ovviamente da relazioni sbagliate
Sì, no, 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 è una domanda che... Scrittrici femministe che sono molto battute per voi per l'acqua, voi contro il Sì. santo. Qualcosa su questo. Purtroppo sì, non ho buone notizie, nel senso che queste scrittrici sono le scrittrici che dicono le cose giuste per noi, che noi vogliamo sentire, quindi che noi intervistiamo e che noi sentiamo, e che è bello e che è giusto che facciano questo, ma di nuovo viene rappresentata un'immagine che noi vogliamo vedere. In realtà l'interesse lì è basso. Allora, anche la battaglia contro l'olio di palma è molto sentita qua. In Indonesia c'è un movimento, ma non è di maggioranza, ovviamente. In India, detto questo, in India si è inquinato tantissimo. Si parla di aprire una centrale di carbone vicino a casa nostra. Noi stiamo a mezz'ora da una centrale nucleare e vogliono riaprire le centrali di carbone, cioè che è la cosa peggiore da fare in questo momento. No? Ma aprirne più di una in India, stiamo parlando di questo. Certo, ci sono dei movimenti in grandissima minoranza, i movimenti ambientalistici. Detto questo, allora, un po' di speranza invece, poi nel Tamil Nadu, dove abitiamo noi, dal giorno alla mattina decidono basta sacchetti di plastica. E ci siamo accorti, no, chi è venuto a visitarmi, mia mamma, eccetera, che effettivamente da un giorno all'altro i fiumi sono pieni di plastica. Cioè, ci sono dei fiumi dove non c'è più acqua, c'è solo plastica, anche vicino a casa nostra. Sono oltre la fine dell'emergenza. Però qualcosa, gli stati ogni tanto gli viene in mente. Modi, allora l'ho criticato, però parte della sua campagna era la promessa di sembra una cosa sconveniente da dire qui perché si parla di pupù, però la defecazione pubblica è un problema serio in India, ci sono 600 milioni di persone senza il cesso, senza il gabinetto. E lui ha investito e ne ha fatti costruire centinaia di milioni, dice 600 milioni. Il problema è che è difficile poi verificare non solo se davvero li ha costruiti, come li ha distribuiti, ma il problema è che non vengono usati, ecco, perché lì c'è tutto un lavoro di educazione da fare, legato alla gestione. Quello per esempio è un problema che noi ci interessa di più l'olio di palma, però per loro è più importante dove andare al gabinetto per le donne, perché è legato ai diritti delle donne, perché le donne che vanno di nascosto nei cespugli vengono stuprate più facilmente. Purtroppo questa è la realtà collegata alla necessità di avere dei bagni, soprattutto per le donne che vanno a lavorare tutto il giorno e non hanno un posto dove andare al gabinetto. Non è una battaglia ambientalista così che da fare qui da noi, però da loro c'è. Quindi c'è una presa di coscienza, ma gli interessi sono più forti. Di fronte alle tonnellate di plastica, ovviamente, lì capiscono che c'è corruzione, si passa delle frontiere pagando una mazzetta per portare i container di plastica e sì, ovviamente lì poi ce le rimandano indietro. Ma non è che ci siano grandissimi movimenti che io sappia, a parte in Giappone, dove tra l'altro c'è tantissima plastica. Spero di aver risposto. Prego. Sì. Sia a livello di persona che a livello di società. Ma perché mi dica 10 cose belle per cui è rimasto lì? Allora, grazie, bella domanda. Allora, ci sono tante cose negative perché non sono un millennial e quindi non penso che sia obbligatorio vedere il positivo in tutto, però il mio lavoro di giornalista lì è quello di mantenere un occhio critico attento, quindi questo è un lavoro di saggistica che tende a delineare quello che può essere migliorato. Prima di questo libro, un paio d'anni fa, ho pubblicato in inglese là in India un memoriale che si chiama Mappile, che vuol dire genero nella lingua tamil indiana, in cui racconto invece la mia vita personale lì e cosa ho imparato dall'India. E allora, se vogliamo parlare si entra nel personale, in quello che è pubblico, possiamo arrivarci attraverso il personale, cioè io qui in
In Europa sento una forte frustrazione dovuta alla condizione economica e alle difficoltà che si attraversano ormai dal 2008 praticamente, con altalenanze, e sento spesso, nonostante c'è una bella forza per affrontarlo, la tensione delle difficoltà. Là dove le difficoltà sono molto più gravi, le descrivo, il modo di affrontarle è molto più pacato e sereno, e quindi in realtà il clima che si respira in India è di maggiore serenità, nonostante tutte queste cose che ho sottolineato. Cioè, tra le persone in generale c'è una forma di un equilibrio. Sarà perché sono tradizionalisti? Non lo so, loro dicono che è così, i tradizionalisti. Quelli che non sono tradizionalisti dicono che è perché c'è questa apertura e questa tolleranza. Ognuno dà una sua interpretazione. Per me quello che mi ha da offrire l'India è sicuramente questa forma, nel caos, sembra incredibile, però nel caos di atteggiamento molto sereno verso la vita. E questo è importantissimo nella vita quotidiana per me. Allora questa è una ragione per cui sto là. In più, qui c'è un senso di disfatta, un senso che le cose migliori sono successe, c'è un senso di decadenza, e là forse è infondato, però magari perché ci sono così tanti giovani, c'è veramente un senso di vero ottimismo post-millennial, perché si crede che l'asse del potere si stia trasferendo di là, ed è così, perché lo vediamo nelle graduatorie, e quindi i giovani credono che la loro vita migliorerà, e tante della vita dei giovani migliora, perché io l'ho visti salti nella classe media, cioè ne conosco di persone che erano i figli della donna delle pulizie, che quindi secondo quel sistema di caste non avrebbe mai potuto aspirare ad andare in meglio, invece finisce a lavorare molto bene per una banca internazionale facendo tutti i passi giusti. Cioè ci sono molte storie di miglioramenti sociali, quindi mobilità sociale possibile nonostante il sistema di caste, però 10 sono tanti, non so se arriviamo a 10, ma mi piace un certo tipo di cibo non troppo piccante nel sud dell'India, a base di crepe di riso e intingoli di patate e cocco, il masala dosa. Sì, gli studenti che ho all'università, ad esempio, hanno in confronto a studenti che ho incontrato in altri posti del mondo, una capacità di focalizzazione, una forza, una concentrazione e un enorme rispetto per l'insegnante, che appunto io non ho trovato a Ca' Foscari o alla Sapienza quando ho fatto delle lezioni lì, perché cioè, c'è un rapporto diverso tra professori e studenti probabilmente, però in realtà è utile questo rapporto di rispetto verso il docente, perché gli fa non intimorito necessariamente, proprio tradizionale, gli fa imparare meglio, ecco. Hai dei lati negativi, ma quelli non le vuole sentire, quindi non gli dico, ok? Che non hanno un grande senso critico, ecco. Va bene?